mi ha dato chiamandomi Beatrice questa sera cade proprio ad hoc, perché forse qualcuno di voi ha visto che prima del telegiornale su Rai 1, ne parlavo prima con i nostri due musicisti, è andato in onda un concerto dal Quirinale per ricordare Dante. Il presidente Mattarella, il capo dello Stato, ha detto una cosa bellissima nell'introdurre il concerto. Ha detto che Dante per primo ha favorito l'unità d'Italia attraverso la ricerca di una lingua comune, che era il volgare dell'epoca. Ecco, Simone sta facendo un po' il lavoro al contrario. Noi oggi siamo tutti connotati da una lingua comune che è l'italiano, ma la riscoperta delle lingue volgari e quindi del dialetto serve a farci riscoprire di nuovo la nostra identità, l'appartenenza ad un territorio. Lui ha sottolineato con un certo orgoglio dialetto piemontese, dialetto di Bellinzago. Ecco, questo è un po' lo scopo di questo lavoro. E devo dire che mi ha molto colpito quando me ne ha parlato la prima volta pensare che lui, che risiede a Basilea, abbia sentito l'esigenza di riscoprire le sue radici anche attraverso questa ricerca linguistica, che è una ricerca veramente importante. È una ricerca d'affetto, è una ricerca di senso ed è una ricerca che va un po' nella direzione di molti lavori che sono stati fatti nel tentativo di tradurre le sacre scritture in dialetto. Perché tradurre il testo per eccellenza, diciamo così, in quella che è la lingua vernacolare? Perché così si è più vicini anche al messaggio divino, così si riscopre quella che è la propria identità e la propria appartenenza. E Simone ha lavorato proprio in questa direzione, perché il lavoro che lui ha fatto è la riscoperta, o meglio, la riproposizione, perché molti che sono qui vicino a noi questa sera parlano il dialetto, di quella che è una vera e propria lingua. E ha compiuto una ricerca davvero straordinaria, perché non si è limitato a fare una traslitterazione, che già sarebbe stata abbastanza complicata, ma poiché gli piacciono le sfide, ha creato poi, avremo modo di parlarne ma ve lo introduco semplicemente, anche un piccolo vocabolarietto che in qualche modo potrà essere una guida, perché il nostro territorio vanta la presenza di alcuni studiosi, e ringraziamo coloro che sono qui presenti, della lingua dialettale, ma non esiste in bellinzaghese un vero e proprio dizionario, per cui il suo lavoro non è semplicemente la traduzione del Vangelo di Marco in dialetto, ma è anche la ricerca di questa identità che mi piace ricordare in qualche modo ci unisce sempre. E vi dicevo che lui mi ha telefonato qualche tempo fa, come ricordava anche Matteo prima. Tutto questo lavoro ormai ha un anno di vita alle spalle, perché in teoria questa presentazione sarebbe dovuta essere ben prima. Però credo che in questo momento storico così difficile, vedervi qui comunque così numerosi con le nostre mascherine eccetera, mi commuove da un certo punto di vista, perché nessuno ha voglia di uscire, nessuno ha voglia magari di incontrarsi in momenti, ma lui è riuscito a fare un piccolo miracolo. E quindi quando mi ha telefonato e mi ha proposto questa cosa, io ho aderito con entusiasmo e adesso rinnovo il mio entusiasmo in questa direzione, perché sono davvero contenta di poter raccontare e chiacchierare quello che lui ha fatto. Dico ancora una cosa, poi lo facciamo un po' parlare, perché sennò sembra che il libro l'ho scritto io e in realtà non ho fatto nulla. C'è dal suo punto di vista una grande riflessione, vi dicevo, una grande attenzione, ma anche uno sguardo a 360 gradi su quella che è la validità di un testo che ancora oggi ha un sacco di cose da